Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Ecco la intro classica di Matto Scacco. Oggi sono qui che mi sto facendo vedere con questo felpone, fa freddissimo, quindi non ditemi nulla. Oggi è un video speciale perché qualcuno l'avrà già letto nei vari post su Facebook o su YouTube, chi non lo sa lo scoprirà oggi. L'annuncio importantissimo di oggi è che il team di Matto Scacco si sta allargando. Perché? Perché l'idea, Matto Scacco è nato con l'idea di cercare di diffondere il più possibile questo gioco fantastico, e per farlo da solo, per quanto io possa impegnarmi, non ci riesco. C'è bisogno di qualcuno che mi dia una mano, di qualcuno molto bravo, qualcuno anche, soprattutto più bravo di me anche dal punto di vista scacchistico. Perciò nel video di oggi ti introdurrò una nuova persona che sarà di default in questo canale, quindi vedrai tanti nuovi video di questa persona, che è uno scacchista eccezionale. E ovviamente non c'è solo il discorso ma quanto sei bravo a giocare a scacchi, ma è anche in che modo esponi le cose. Non è semplice esporre le cose tramite un video, ve lo posso garantire. Sono, per fortuna o per sfortuna, sono 10 anni che faccio video, quindi per me stare davanti a una videocamera, davanti a un microfono, è come farmi una chiacchierata al bar con gli amici, ma mi rendo conto che non è così semplice. Dunque, fatta questa premessa, vi sto per presentare, ragazzi, signore e signori, il maestro FIDE, punteggio elo elevatissimo, Alessio Boraso, che ci presenterà una posizione molto ma molto ma molto interessante. Ci vediamo. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo ad analizzare questa posizione che è stata giocata da Aliekin, che ha i pezzi bianchi. Aliekin, ricordiamo essere il quarto campione del mondo, che lo è diventato nel 27 battendo Capablanca, il cubano che sembrava essere invincibile. Però anche Aliekin aveva, diciamo che aveva le sue carte. Questa partita è stata giocata nel 40, intorno agli anni 40, in simultanea. Cosa vuol dire? Che Aliekin giocava contro una trentina di altri giocatori. Questa posizione racchiude, diciamo, una piccola storia. Perché, andandola a vedere, si vede subito che il bianco sta minacciando Scaccomatto in una mossa con Donna H8. Quindi Aliekin pare proprio che abbia vinto, insomma. Infatti, in questa posizione il nero si arrende, non vedendo risorse. Infatti vediamo che, ad esempio, se il nero prova a difendere la casa H8 con l'alfiere, ad esempio giocando G6, seguirebbe un matto in 3 mosse con Don H7, Re F8 e Don H8. Sacrificio di donna, seguirebbe alfiere per H8, torre per H8, matto del corridoio con questo cavallo che tiene queste due case. Quindi G6 non è possibile, Re F8 seguirebbe Donna H8 comunque, perché questo cavallo tiene sempre questa casa qui. E la donna che torna non si può fare perché c'è il cavallo e perderebbe la donna. Mettere un pezzo in mezzo in H4, per esempio alfiere H4, seguirebbe semplicemente che te lo mangio, con posizione chiaramente persa, quindi il nero, giustamente, se vogliamo, abbandona. A questo punto però Aliekin offre all'avversario la possibilità di girare la scacchiera, quindi di giocare lui coi pezzi bianchi. Ovviamente il suo avversario vede la possibilità di battere Aliekin, quindi accetta di buon grado, quindi andiamo anche noi a girare la scacchiera. A questo punto Aliekin gioca torre H4, una mossa che probabilmente il suo avversario non aveva neanche considerato. Cosa succede? Che il bianco non può rimangiare di torre perché seguirebbe il matto in una, con donna e 1. Di donna non si può chiaramente perché c'è l'alfiere, quindi l'unica mossa rimane cavallo per H4. Però a questo punto cosa vediamo? Che non è più minacciato il matto in H8. Quindi Aliekin prende la sua donna e gioca donna C3. E a questo punto
Si è ribaltata la situazione. E il nero minaccia matte in B2 e non c'è modo per il bianco di scappare. Cioè, l'unica mossa che si vede è Re C1, ma dopo Re C1 seguirebbe Donna 1 con infilata. Vabbè, vediamo questa variante. Re C1, Donna 1 e la torre adesso salta. Re D2, Donna per H1. Non solo il nero ha ripreso la torre, ma vediamo che questo cavallo alla prossima mossa verrà guadagnato da parte del nero, perché è inchiodato e attaccato da 2 pezzi. Quindi alla fine questa posizione risulta essere vinta per il nero. Quindi su Donna C3 il bianco ancora abbandona. E Aliekin per la seconda volta dice: va bene, però se vuoi giriamo la scacchiera. A questo punto ancora si ripropone la stessa scena di prima in cui l'avversario accetta, si gira la scacchiera e riuscite a vedere come vince Aliekin in questa posizione. Vi do qualche secondo, se volete fermate il video. Aliekin vince con la incredibile Donna H8. Re per H8 ovviamente forzata, cavallo G6 doppio scacco, unica Re G8 e a questo punto torre H8 matto. Non serve dire che Aliekin aveva già visto tutto fin dall'inizio e ha voluto soltanto beffarsi del suo avversario probabilmente. E niente, spero che vi sia piaciuta questa lezione e ci vediamo al prossimo video. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!